buonasera. E siccome vedo De Bastiani, quindi sono a posto, ero un po' titubante, ma adesso non più, e siccome mi dice Quadrio, siccome non ho il dono della parola e mi trovo sempre molto imbarazzato, allora leggerò, però quello che leggo l'ho scritto io e quindi leggerò per rispettare anche i tempi tecnici, altrimenti mi perdo. Quindi il tema è la scomunica di Ceneda, sottotitolo In difesa di una teocrazia. Se leggo, cerco di leggere con senso, portate pazienza. È un fatto singolare che la Repubblica Veneta sia sempre stata in conflitto con il Vescovato di Ceneda sulla stessa materia, la sovranità sul piccolo territorio di questa città unica del dominio veneto, senza mura e senza porte. Entrambi i contendenti, Repubblica e Vescovato, avevano le loro rispettive buone ragioni giuridiche e storiche. Il Vescovato, protetto dal Papato, vantava il diritto di esercitare, queste sono cose che voi sapete, ma servono un po' di presentazione, vantava il diritto di esercitare sulla città il pieno potere sia in campo religioso che temporale. La Repubblica, invece, vantava il diritto di esercitarlo il potere pienamente nel profano, pretendendo che i vescovi si chiamassero conti, cioè suoi delegati per l'amministrazione civile, diciamo. Della secolare avvertenza, che tutta la storia di Ceneda si incentra su questa avvertenza, vengo documento, come avete capito De Bastiani lo ha stampato, documento soltanto un episodio di pochi giorni, diciamo, successo tra il 1613, a cavallo tra il 1613 e il 1614, in pochi giorni, in pochi mesi, questo episodio della scomunica. Presento i protagonisti di questo episodio, che sono di parte ecclesiastica Papa Paolo V Borghese, Berlingerio Gessi, nunzio a Venezia, Lunardo Mocenigo, vescovo di Ceneda, Marcantonio Mocenigo, fratello del vescovo, Alvise Mocenigo, nipote del vescovo, Monsignor Francesco Pancetta, vicario di Ceneda, e il dottor Marco Rota, auditore giudice di Ceneda. Questi sono i personaggi principali di parte ecclesiastica. Di parte veneziana, invece, Marcantonio Memmo, doge, Tommaso Contarini, ambasciatore a Venezia, Girolamo Marcello, podestà di Serravalle, Marcantonio Zen, podestà e capitano di Treviso nel 1613 e poi nel 14, Lorenzo Soranzo, e, personaggio centrale della vicenda, Angelo Parentino, cancelliere della podesteria di Treviso. Personaggi protagonisti di parte cenedese sono i 45 componenti allora del Consiglio di Ceneda, allora 45, 15 dei nobili, 15 cittadini, non nobili, dei cittadini, 15 degli artisti e 15 dei rurali, 45, allora era questo così formato il Consiglio, prima e dopo cambia, allora, e soprattutto i 6 deputati, 2 per ogni classe, per ogni ordine, Tiziano Barlò, Bartolomeo Bastanzi, Francesco Braghini, Ludovico Piccioli, piccoli è scritto in vario modo, Pizzioli, Giacomo Valbessa e Zuanne Ridotti, 6 deputati che guidavano il Consiglio in questi mesi. La mia esposizione è di riassunto dei documenti che ho raccolto e per immediatezza così di riassunto indico il prologo, i fatti del novembre del 1613, del dicembre, del gennaio del 1614, del febbraio, del marzo del 1614 e infine l'epilogo. E quindi vengo al prologo. E ripeto, leggo.
Il fatto suscitò molta sorpresa a Roma, tanto che l'ambasciatore veneziano ne parlò nel suo dispaccio settimanale. 3 giovani di Levine si erano presentati al portone della corte pontificia e da chi li aveva fermati avevano chiesto di parlare col Papa per farlo intervenire contro quelli di Lago. Ovviamente erano stati allontanati, ma dopo qualche giorno lo stesso Papa Paolo V ne parlò all'ambasciatore Tommaso Contarini. Si era documentato sulla richiesta dei 3 ed aveva visto che si trattava di una istanza in appello per la difesa della sovranità vescovile su Cenere. Il pontefice, irritato dal persistere della questione mai risolta, mise in mano all'ambasciatore un fascio di carte con la scritta sopra Acta Cenetensia. Sono relazioni di Cenere, disse, che da tempo tenevo da parte, ma le avevo trascurate per altri impegni. Mandatele alla Serenissima Signoria perché vogliamo rivedere tutta la questione e far valere una buona volta le ragioni della Chiesa. Le parole del Papa fecero venire in mente all'ambasciatore Contarini quanto recentemente aveva visto scolpito su uno stipite a Roma di San Pietro in Montorio. C'era scritto, e c'era, ha detto il parroco di San Pietro, una scritta che nel 1507 il vescovo di Ceneda, Francesco Previo, ricordava che in quel luogo di San Pietro in Montorio a Roma, che in quel luogo il primo capo della chiesa San Pietro era stato messo in prigione, come il vescovo di Ceneda, dice la lapide, come il vescovo di Ceneda era allora prigioniero dei veneziani. Questo è il pensiero che dice l'ambasciatore nel suo dispaccio. L'ambasciatore spedì a Venezia un dispaccio urgente e mandò al Senato tutti i documenti, gli Acta Cenetensia ricevuti dal Papa. Quel supremo consesso legislativo fu colto dal fastidio. Ordinò di far subito il punto sulla causa di Levine e passò le carte ricevute all'ufficio dei consultori iure, giudici che avevano il compito di esaminare ogni argomento di pertinenza ecclesiastica. Frattanto scrisse all'ambasciatore perché tranquillizzasse il Papa sul corretto comportamento tenuto sempre dalla Repubblica verso il Vescovo. La causa tra Levine e Lago era di vecchia data e qui Tommasi ne ha trattato. La prima località era compresa nella giurisdizione di Ceneda, la seconda nel territorio di Serravalle. Entrambe godevano di terreni ad uso collettivo e più volte erano intervenuti i provveditori sopra i beni comunali, organo competente per stabilire le linee di confine. I magistrati, i provveditori, avevano stabilito le rispettive appartenenze ed avevano ordinato di piantare dei cippi confinari ben chiari, cosa che per buona o per mala fede non era mai stata fatta. In più, dalla confusione delle carte e dai toponimi incerti, risultava che per certi campi di lago le tasse, specialmente la cosiddetta famigerata in quegli anni colta già grimana, le tasse venivano pagate da quelli di Levine per i beni di Tarzo e di Lago, come pure succedeva il contrario. Recentemente il Meriga, il capo regola, il Meriga di Lago, Piero De Toni, aveva segnalato al podestà di Serravalle Girolamo Marcello un ennesimo sconfinamento ed il podestà aveva citato in giudizio Martino e Juan Codon di Levine perché erano andati a far legna sul monte di Canaie, dove c'erano beni comunali di Lago. La popolazione di Levine, esasperata da questa iniziativa di Marcello, podestà di Serravalle, si servì dell'assistenza dell'avvocato Severino Costantini per chiedere al governo veneziano di nominare quale arbitro il podestà e capitano di Conegliano. Altrettanto fecero quelli di Lago per mezzo dell'avvocato Cesare Rinaldi, ma le richieste al governo ducale irritarono il vescovo in carica, Lunardo Mocenigo, che tramite il suo auditore Marco Rota citò a giudizio il Meriga di Lago come rappresentante di tutta la località di Lago. Tale intervento del vescovo mandò a sua volta in tutte le furie il podestà di Serravalle Girolamo Marcello. A Venezia si cercò di quietare la cosa facendo intervenire con discrezione
L'autorevole allora Marcantonio Mocenigo, fratello del vescovo e capo dell'importante famiglia. Il vescovo quindi riassunse la sua posizione in una relazione al fratello, chiarendo il punto centrale della faccenda. I beni collettivi erano argomento che spettava ai provveditori sopra i beni comunali, ma il podestà di Serravalle, con ragionamento capzioso, asseriva che la faccenda non riguardava quella materia, bensì era un tentativo di Revine di recar danno alle spettanze di Lago. Per trovare una soluzione, scriveva il vescovo al fratello Marcantonio, era perciò consigliabile non far intervenire il pubblico rappresentante di Conegliano, ma uno più indipendente per la lontananza dei luoghi, come poteva essere il podestà di Feltre o in alternativa quello di Belluno. Il governo veneziano decise invece di affidare la Vega al podestà del capitano di Treviso Marcantonio Zen. Mentre correva questa corrispondenza, il podestà di Serravalle aveva ricevuto un'altra denuncia da un cittadino di Ceneda che accusava alcuni compaesani perché avevano usurpato dei beni posti in località di Levada sul confine fra le due località di Revine e di Lago. Il podestà di Serravalle citò in giudizio gli accusati, cioè Iseppo Corradin e Paolo De Gal, due giovani di Revine, che con l'assistenza della guardia campestre di Ceneda Paolo Rocchetto si erano impossessati di beni che erano di Lago. Al termine di un processo sommario, i tre di Revine furono condannati al bando per 10 anni, con l'aggiunta che, se fossero stati catturati, sarebbero stati incatenati per 3 anni al remo di una galera e se durante il servizio si fossero comportati male sarebbero stati messi in una cella chiusa alla luce per 1 anno intero e poi sarebbero stati rimandati al bando per altri 10 anni. Udita tale sentenza, tutta Ceneda insorse. Il vescovo appoggiò i suoi sottoposti e così il Senato sollecitò in maniera ancora più pressante l'intervento del podestà e capitano di Treviso per chiudere al più presto, con pieni poteri, anche questa ennesima vertenza. Quando il rappresentante di Treviso si stava organizzando per andare a vedere i luoghi contesi, arrivò la notizia che Corradin, De Gal e Rocchetto, con la scusa di andare in pellegrinaggio al santuario di Loreto, si erano portati a Roma per ottenere dal Papa l'appoggio alle prerogative del vescovo che riconosceva come giudice di appello la curia pontificia e non i tribunali veneziani, che è il punto centrale del discorso. Il podestà e capitano di Treviso aveva chiamato intanto convocate le parti perché esponessero le loro ragioni. Per Ceneda si erano presentati i deputati del Consiglio, i loro nomi, 2 o 3, mentre per Serravalle si presentò una folla di gente e se la delegazione di Ceneda era sparuta, non era però meno combattiva perché era rinforzata dalle mogli dei 3 banditi che si dimostrarono aggressive come furie durante il processo a Treviso. Il podestà e capitano di Treviso, prima ancora di farsi un'idea della faccenda, aveva ricevuto delle minacce da parte di certi uffici del governo veneziano, ma minacce dell'Avvocatura del Comune che furono subito bloccate dal Senato perché erano minacce suscitate dall'intervento personale di Marcantonio Mocenigo, dalla famiglia Mocenigo, e quindi il Senato zittì questi burocrati, diciamo. Ascoltate allora con pazienza le parti, studiate le carte, visitate i luoghi con i tecnici, chiesto l'aiuto di Dio e fattosi il segno della croce. Marcantonio Zen stabilì finalmente i confini tra Revine e Lago e ordinò che vi si piantassero cippi ben visibili ed incontrastabili. Il cardine confinario fu posto alla Piera Mussera, andando al Col Saler, voi sapete dove sono, io non lo so, per correre poi sul crinale del Col di Breghe fino al Col detto della Tesa dell'Orso, seguendo in tal modo in sostanza lo spartiacque naturale fra le due località. Fu quest'ultimo l'atto di Zen prima di lasciare Treviso e passare al successore altri guai che si andavano manifestando, sorgendo a Ceneda. E qui comincia la vicenda. E siamo nel novembre del 1613.
Arrivavano ormai i primi freddi e non erano ancora state fatte le provviste di legna per il riscaldamento del castello vescovile, perché durante l'estate il consiglio della comunità e il vescovo non si erano messi d'accordo sulla fornitura. Continue erano state le recriminazioni da una parte e dall'altra ed ognuna accusava l'altra di non rispettare i patti stabiliti già nel 1429, in base ai quali la comunità doveva provvedere alla legnaia del castello. Secondo il vescovo, i principali responsabili erano i deputati Francesco Braghini e Lorenzo Pizzioli, non si capisce mai come è scritto. Il primo, il Braghini, in particolare, era quello che già in passato si era portato con il collega di allora Pietro Lenade negli uffici della delegazione pontificia di Ferrara per far inoltrare a Papa Clemente VIII delle lagnanze contro lo strapotere dei vescovi a danno del Consiglio. Il Papa, allora, aveva riaffermato le prerogative e i diritti del vescovo, compreso quello di avere la legna dalla comunità. Nel 1613, invece, nell'inverno, nel novembre del 1613, incaricato di troncare il nascere delle pretese del Consiglio era Monsignor Francesco Pancetta, vicario vescovile, ma egli non era riuscito a piegare i cenedesi alla volontà del vescovo, pur avendo proposto di nominare come arbitri dei professori di diritto dell'Università di Padova. Il vescovo alla fine volle risolvere ogni indugio dando l'incarico al dottor Marco Rota, suo auditore e giudice al maleficio, ossia referente e istruttore dei processi civili, perché il dottor Rota mettesse sotto inquisizione Braghini e tutti gli altri membri del Consiglio. L'apertura del processo da parte del dottor Rota, l'apertura del processo arrivò a notizia del Senato e siccome Rota era di Conegliano e quindi suddito naturale della Repubblica, il palestrai capitano di quella città ebbe l'incarico di proibirgli l'avvio di ogni procedimento giudiziario, anche perché giusto in quei giorni i consultori in iure avevano fornito il loro parere sulle carte consegnate all'ambasciatore da Papa Paolo V. Secondo l'ufficio legale dei consultori in iure, il vescovo doveva godere la piena indipendenza in materia religiosa, ma la Repubblica Veneta era in assoluto pieno diritto di esercitare la sovranità civile e criminale su Ceneda, avendo acquistato la città con la forza delle armi, ius gentium, per diritto delle genti. La prima occupazione era venuta nel 1388 con la cacciata dei Canaresi, poi nel 1418 con la sconfitta di Sigismondo d'Ungheria ed infine nel 1512 con il recupero dagli alleati di Cambrai. In tutte quelle occasioni, da parte ecclesiastica, dicevano i consultori iure veneziani, non c'era Paolo Sarpi, in tutte quelle occasioni da parte ecclesiastica non c'era stata alcuna recriminazione, anzi Venezia aveva sempre legiferato senza problemi, come attestavano più e più documenti. Pertanto le pretese di indipendenza in materia temporale espresse dai vescovi e quindi dal papato in seconda istanza erano nulle di fatto e di diritto, in quanto Ceneda era per Venezia una preda di guerra e di una guerra non contro i vescovi ma contro chi li aveva spodestati. Dicembre 1613. Resi liberi dal timore del processo perché il dottor Rota era stato bloccato, Francesco Braghini e i deputati che la pensavano come lui si portarono a Venezia e chiesero l'intervento della Repubblica, richiesta che fu soddisfatta da una deliberazione del Senato. I cenedesi furono tranquillizzati e rimandati a casa e fu dato incarico a Marcantonio Mocenigo perché illustrasse al governo le ragioni del fratello vescovo. Nel contempo il Senato mise al corrente di quanto andava succedendo, con una fitta corrispondenza, di quanto andava succedendo l'ambasciatore a Roma, inviandogli anche il parere dei consultori in iure perché lo desse al Papa e lo convincesse che la questione di Ceneda doveva essere considerata chiusa per sempre. Paolo V non restò per nulla convinto dalle argomentazioni veneziane
e durante una serie di udienze burrascose con l'ambasciatore manifestò all'ambasciatore la sua ira e il suo sarcasmo e gli promise la consegna a breve di un adeguato riscontro giuridico e storico della questione. A disturbare ancor più le cose arrivò al Senato un dispaccio urgente del nuovo podestà e capitano di Treviso Lorenzo Soranzo, che riferiva il contenuto di una lettera anonima ricevuta da Ceneda. Diceva: sui muri della città e sotto la loggia erano apparse delle scritte di stampatello "Viva San Marco", poi parzialmente cancellate con lo sterco. In più, il frate che predicava l'Avvento si era lasciato andare dal pulpito contro i ribelli del Consiglio e si andava dicendo che, passate le feste natalizie, sarebbe stata pubblicata una scomunica contro chi contestava il vescovo. I senatori rimasero allibiti ed ordinarono al podestà e capitano di mandare subito una persona di fiducia a Ceneda a verificare le notizie e da riferire con esattezza ogni cosa per sottoporla poi ad una magistratura politica. L'incarico fu dato, personaggio eccezionale, fu dato al cancelliere Angelo Parentino, cancelliere di Treviso Angelo Parentino, che fu provvisto di apposite lettere credenziali per svolgere le indagini con discrezione e senza rumore. Il funzionario si adoperò in 4 direzioni. Consegnò al vescovo un mandato di comparizione per chiarimenti, andò a vedere le scritte sui muri, controllò che nessuna scomunica fosse stata pubblicata e finalmente si informò sulla persona del predicatore. Si mosse con abilità, interrogando più persone e testimoni, ed in poche ore stese una prima dettagliatissima relazione che mandò al suo superiore Soranzo per il successivo inoltro al Senato. La visita del cancelliere mise in grande apprensione il vescovo Lunardo Mocenigo, tanto che chiese segretamente l'intervento a Monsignor Berlingerio Cessi, nunzio apostolico a Venezia. E siamo nel gennaio del 1614. Il nunzio si presentò in udienza al collegio, cioè davanti al sommo consesso presieduto dal doge e dai suoi più autorevoli consiglieri, si presentò per raddolcire la situazione. Siccome non aveva avuto da Roma alcuna istruzione sul particolare della fornitura del legname, delle legne, chiese di temporeggiare e di non convocare a Venezia il vescovo per dare spiegazioni. Infatti a Roma l'ambasciatore si adoperava attivamente per far valere le ragioni della Repubblica, trovando sempre resistenza del Papa finché non gli fu messa in mano la risposta, quella promessa dal Papa, la risposta romana alle argomentazioni fornite dai consultori in iure. La risposta era articolata in 10 punti che analizzavano ad uno una lunga serie di documenti, giudicandoli tutti o equivoci o tendenziosi, perché si taceva sul punto essenziale della questione, qual era il trattato sancito il 12 ottobre 1337 tra il vescovo Lamponi e il governo veneziano, proprio 1337, proprio all'albori della espansione del dominio veneto in terraferma. Allora Francesco Lamponi, dopo l'estinzione della famiglia da Camino, che gli aveva occupato tutti i possedimenti, aveva affidato, cosa che voi conoscete, aveva affidato il feudo a Marco Morosini, Marco Giustiniani e Giustiniano Giustiniani, quali procuratori in carica di San Marco e dai loro successori, i castelli e le giurisdizioni di Serravalle, Valmareno, Formenica, Rogazzolo, Fregona, Cordignano, Corolano, Sulighetto, proprietà tutte che erano state appunto tolte al vescovato dai caminesi e che erano state riacquistate dal vescovo di Ceneda con l'aiuto di Venezia. La cessione era stata fatta perché il vescovo non poteva certo usare le armi per conservare quei possedimenti. L'infeuda quindi ai procuratori di San Marco. Con la consegna, però, non veniva ceduta la sovranità di questi territori
e questo valeva ancor più per i nuclei urbani di Ceneda e Tarso, che sarebbero rimasti esclusivi del vescovato. Anzi, i procuratori, come diceva il contratto, avrebbero dovuto garantire al vescovo la piena ed antica sovranità su 2 centri, difendendoli da attacchi nemici. Questo era il contenuto stringi della risposta della Curia romana alle carte dei consultori Iura. Naturalmente il Senato non accettò la risposta romana e incalorì l'attività dell'ambasciatore per rintuzzare le argomentazioni, e perché non continuassero gli scandali usò le maniere forti, ma veramente spicce, forti contro il predicatore che si era permesso di criticare e minacciare dal pulpito il Consiglio di Ceneda. Per quanto riguardava le notizie della scomunica, il cancelliere Parentino di Treviso fornì una seconda e più dettagliata relazione, informando che effettivamente un monitorio pontificio era stato affisso alla porta secondaria della chiesa di Ceneda della cattedrale, ma il documento era stato celato, coperto con una tenda. Era stato però reso pubblico, l'atto della scomunica era stato reso pubblico a Ferrara, luogo pontificio più vicino ai confini del dominio veneto. Il Foglio condannava in un latino curialesco gli oppositori del vescovo, sublimando, sono righe e righe, sublimando i concetti con ampie volute retoriche. Febbraio 1614. Tutta la vicenda si incattivì ancor di più quando si seppe quel che era accaduto al cardinal Francesco Mantica. Il prelato friulano di Benzone di nascita era il gran protettore della Repubblica Veneta all'interno del Sacro Collegio Cardinalizio ed era depositario di documenti riservati e compromettenti, a danno di Venezia, li aveva Mantica, e compromettenti su Ceneda dategli dalla Repubblica nelle passate traversie. Mantica sapeva come erano le cose e le aveva in mano, non doveva pubblicarle, le aveva in mano per difendere la Repubblica, anche se la Repubblica aveva tolto marcio, doveva difenderla. Mantica, caduto proprio allora ammalato, era sul punto di morte quando un collega cardinale gli chiese di poter vedere quelle carte, assicurandogli che gliele avrebbe restituire quanto prima. Invece le carte finirono in mano del Papa, che le fece studiare dai suoi giuristi. Era invitato a nozze Paolo V, le fece studiare dai suoi giuristi per rintuzzare il parere dei veneziani consultori iure. La conferma di questo inganno la diede lo stesso nipote del cardinale, l'abate germanico Mantica, che sperava di subentrare allo zio nelle funzioni di protettore e di subentrare e di essere quindi fatto cardinale. E racconta tutti i fatti di Mantica. Altra turbativa, vedendo anche l'elenco delle carte portate via. Altra turbativa derivò dal comportamento dei frati riformati di Ceneda, turbolenti, dei quali era il predicatore dell'Avvento, che tergiversavano, sti fraticelli, sul partito da prendere, sia a favore del Consiglio o a favore del Vescovo. Però erano degli impiccioni di poco conto e il governo veneziano si sentì sicuro nel mandarli via tutti con i soli abiti che avevano addosso. Intanto il cancelliere di Treviso era andato sempre più approfondendo i fatti successi fino ad arrivare ad una seconda relazione circostanziata degli eventi, a partire dall'inizio delle controversie sulla legna per giungere fino alla scomunica. Per la fornitura della legnaia vescovile, che ormai stava diventando sempre più argomento di secondaria importanza, si arrivò al compromesso che la comunità ne avrebbe fatto condurre al castello 50 carri, con obbligo per il vescovo di dare una refezione agli operai addetti al trasporto. In alternativa le parti avrebbero potuto convenire sul versamento in contanti di pari valore. Restava dunque aperto l'argomento principale, cioè stabilire a chi, se a Venezia o a Roma,
spettava il giudizio in appello delle sentenze civili e criminali emesse dal Tribunale Vescovile di Ceneda. Venezia ovviamente riteneva di avere il potere definitivo in materia temporale e pertanto il vescovo nei suoi atti civili doveva usare il titolo di conte, quale autorità subordinata ed attiva in forza di concessione sovrana da parte della Repubblica, con totale esclusione sia della corte romana come del patriarca d'Aquileia, altra faccenda, in subordine ad una eventuale delega del Papa. Questo titolo di conte adesso è un po' onorifico, diciamo, allora nel contesto aveva un significato di dipendenza del vescovo, nel caso del vescovo di Ceneda, come amministratore delegato, diciamo, in potere civile col titolo di conte, perché non il vescovo Mocenigo ma i suoi predecessori preferivano usare il titolo di principe, gradivano quello di principe. Questo non andava bene alla curia di Roma, perché, come era successo in precedenza quando si dicevano principi di Ceneda in forza di valide concessioni imperiali, eccetera, eccetera, perché pretendevano di conseguenza, come principi della Chiesa, di essere cardinali e come cardinali di essere ammessi all'elezione del Papa, in sostanza. Quindi la Corte di Roma non vedeva volentieri che il vescovo di Ceneda adoperasse il titolo di principe, su quello di conte che facesse quello che, anzi che non lo adoperasse, mentre Venezia voleva che si chiamasse obbligatoriamente conte. E veniamo nel marzo del 1614. Questo principio fondamentale, distinzione dei poteri e titolo di conte, questo principio fondamentale fu messo in chiaro allorché il vescovo si presentò a Venezia, il Zenocion, davanti al doge e ai savi del collegio. Gli fu ribadito che le istanze di appello per le sentenze temporali emesse a Ceneda dovevano essere inoltrate ai tribunali veneziani, non a quelli romani. E perché l'assenza del vescovo? Perché allora omicidi, porcherie di mercato, furti ne succedevano in continuazione, e perché l'assenza del vescovo, per l'assenza del vescovo non sorgessero difficoltà nel vivere quotidiano di Ceneda, fu dato ordine al cancelliere di Treviso di requisire una copia dello statuto in uso, ma il funzionario non riuscì a trovarla né presso la cancelleria della comunità né presso la cancelleria vescovile. Gli fu allora ordinato di fare un'indagine, di convocare Alessandro Stringari, cancelliere vescovile, Vincenzo Bolando, cancelliere della comunità, e Marco Classeri, stampatore vescovile, per essere interrogati, e li sottopone a interrogatorio, per essere interrogati circa l'esistenza e la sostanza delle norme dello statuto. Finalmente Palentino riuscì a trovare un esemplare dello statuto di Ceneda e si mise di lena a trarne copia manoscritta. Questa copia manoscritta ha un suo romanzo che andrà avanti fino alla fine del Settecento e sarà argomento prossimo, e fa una copia manoscritta. Il povero Classeri entrerà nei guai, lasciamolo perdere, al vescovo che si occupa, e al vescovo intanto fu dato l'ordine di non muoversi da Venezia e di restare sempre a disposizione in un convento di Murano. I rapporti con il governo li avrebbe tenuti o tramite il fratello Marcantonio oppure il nipote Alvise, Raffaellina Raffarosti e Alvise Mocenigo. Si aggiunsero negli stessi giorni le suppliche dei consiglieri cenedesi perché i preti di Ceneda, per godardia o per reticenza, negavano ai membri del Consiglio e a tutti i loro congiunti la comunione, la confessione, il funerale, il battesimo, il matrimonio, e tutto ciò per causa della scomunica affissa alle porte della cattedrale. La vicenda doveva pertanto essere conclusa con rapidità e il governo costrinse il vescovo a delegare tutte le sue prerogative per mantenere a Ceneda il buon ordine. Ma se la delega per le faccende civili fu abbastanza facilmente concessa al dottor Marco Rota, per il governo religioso il vescovo non intendeva invece firmarla.
rilasciò dapprima una delega redatta in latino curiale al vicario Monsignor Francesco Pancetta, ma il documento non fu giudicato sufficientemente chiaro, anzi espresso in forme convolute ed ipocrite. Il vescovo alla fine, dopo una serie di aspri confronti, ma baruffe, dovette cedere con un atto di procura pieno, esplicito ed incontrovertibile, sottoscrivendolo col titolo di conte, vale a dire con autorità riconosciutagli dalla Repubblica. Epilogo. Ormai la situazione era stata chiarita in tutti i suoi aspetti, anche per merito del cancelliere Parentino, che fornì una terza relazione sullo stato di Ceneda. D'altra parte, la permanenza del vescovo relegato a domicilio acquato a Venezia metteva in difficoltà il governo nei rapporti con il nunzio, cosicché fu risolto di mandarlo in soggiorno obbligato nel suo castello di Belvedere a Villa di Villa, con l'ordine di non muoversi se non con pubblico permesso. La liberazione venne però concessa con la condizione scritta che se qualche suo atteggiamento non fosse stato di assoluta accondiscendenza, sarebbero stati sequestrati non solo i suoi beni, ma quelli di tutta la sua ricchissima famiglia. La minaccia poteva essere facilmente eseguita perché proprio in quel tempo, quei giorni, l'Avvocaria di Comune aveva già raccolto l'elenco dei beni, la loro vendita e i contratti di locazione. Con questo, relegato a Villa di Villa, con questo non fu per nulla trascurato il monitorio di scomunica, tanto che il parroco di Ceneda, Zuanno e Guglielmo, continuavano a dare i sacramenti ai membri del Consiglio anche dopo la fine del loro mandato, così pure a tutti i loro parenti, praticamente a tutta Ceneda, perché se 45 erano i dipendenti e i componenti del Consiglio capi di 45 famiglie dei 3 ordini, e le famiglie 45 non dovevano essere per regola di statuto imparentate e le famiglie erano, diciamo, intrecciate, praticamente era tutta Ceneda perché è legata a questi componenti del Consiglio, e quindi era tutta Ceneda che non poteva essere comunicata o portata al cimitero o matrimoniata. Il governo veneziano ordinò allora che il parroco dovesse andare subito in esilio, ed il nunzio pontificio, che ne aveva preso le difese, al nunzio pontificio fu chiaramente risposto che la Repubblica ben sapeva governare e difendere i suoi diritti e non accettava certo intimidazione dai preti di Ceneda. Monsignor Mocenigo si ritirò a Belvedere, umiliato e praticamente deposto, ma non vinto. Aveva espresso con fierezza il suo pensiero, che dai primi del 300 il governo veneziano era stato dapprima alleato del vescovato, poi era diventato suo vassallo, passando in seguito allo stato di condomino, per finire adesso con la pretesa di sovranità. Da tempi immemorabili, invece, i vescovi erano stati sovrani, per carte chiare, sovrani del territorio cenedese, riconoscendosi soggetti alla sola autorità dei papi che li nominavano. Ed i papi, a loro volta, erano i vicari di Cristo Figlio di Dio, per cui alla Santa Sede spettava l'ultimo appello anche nelle cause temporali, secondo il principio di una assoluta teocrazia. Tale linea di pensiero era stata appunto convalidata, scritta, dalla scomunica emessa da Paolo V il 21 gennaio 1614, condanna che non fu mai ritirata nei tempi successivi. Grazie. Beh, questa è una novità ovviamente, perché sulla scomunica di Ceneda niente sapevamo, ma non è mai stata ritirata? Io lo dico finché è arrivata alla Repubblica Veneta, cioè non mi avventuro nell'odierno perché non so. Comunque fino anche dopo la soppressione della... Sì, dopo il 1768. Ecco. Sì.
anche dopo, a cominciare dal primo vescovo solo religioso, Viadeligo. Da allora, parliamo finché c'era la Repubblica Veneta, dopo è stato tutto in Bayonne, ai vescovi di Ceneda, mi sono portato un po' la documentazione, ai vescovi di Ceneda, quando venivano nominati, venivano date 10 bolle pontificie, questo, e ce n'era una, due altre dirette, una al popolo della città e diocesi di Ceneda e l'altra ai vassalli, e questo ancora nel 1769 e poi ancora fino al 1797. Non so adesso se venga la burocrazia romana, può darsi che ci sia ancora, può darsi. Allora, venivano data una delle 10, una bolle riguardava il popolo della città e diocesi di Ceneda e una per i vassalli cenedesi, proprio il nucleo. Con una, quella della città e diocesi, con una ammonisce, queste che leggo sono le righe del consultore, il teologo Natal delle Laste, con una ammonisse ed esorta, una di queste bolle, ammonisse ed esorta quel popolo a riceverlo il vescovo devotamente come padre e pastore delle genti. Con l'altra, scritta naturalmente in latino, commette ai vassalli cenedesi, città di Ceneda, che lo accolgono, lo onorino e gli prestino interamente la solita fedeltà, i consueti servizi e diritti a lui dovuti, sia nel civile che nel criminale. Altrimenti avrà per rata sentenzia, cioè già emessa la sentenza, non occorre rifare processi, per rata sentenza e la pena viene stabilita data dal suddetto vescovo contro i ribelli, vescovo che la farà inviolabilmente osservare. Quindi fino al 1769 c'era la bolla che riconosceva ancora i diritti nel temporale, e chi disturbava il vescovo nel temporale, vassalli, come il vescovo poteva utilizzare la scomunica. Non so se adesso lo facciamo ancora. Non so, bisognerebbe chiedere al vescovo, lui magari saprà. Se c'è qualcuno di voi che ha qualche altra domanda, visto che abbiamo qui Giorgio, potrebbe anche rispondere se qualcuno ha qualcosa da chiedere. No, a me interessava la roba della scomunica e l'ho chiesta, ma sì, può bastare. Allora. Comunque è una cosa molto particolare, totalmente nuova. No, mi ha sorpreso, scusami, perché siccome è successo niente, mi ha sorpreso perché il Ceneda è affascinante, Ceneda. Naturalmente per questa serie che è centrale della sua storia. E è affascinante per chi si interessa all'archivio, per chi si interessa di storia, soprattutto per la presenza di Paolo Sarpi, che è il top dei top, diciamo. Però Paolo Sarpi, che non so dare risposta, non entra in questa faccenda della scomunica. E mi dà l'impressione, ma è una mia supposizione, la dico non scrivendola, che ci sia stata la voglia sia da una parte che dall'altra di non commentarla, di non farla mai valere, e cioè di passarla sotto silenzio. Cioè è andata così, non stiamo a tirarla fuori, che dà fastidio a tutti e due in sostanza. Finché c'era Paolo Pindo, sì, va bene. Ma adesso lasciamola perdere, non tiriamo fuori storie del genere. E quindi anche Paolo Sarpi, che non aveva bisogno il travaglio del tempo, diciamo, il giornalista del tempo, non aveva bisogno di essere riscaldato, neanche lui prende mai in considerazione questa cosa, glissa sulla faccenda, mentre c'è, e mi permetto di consigliarne la lettura, le bellissime relazioni del cancelliere di Treviso sullo stato di Ceneda, i mesetti di Palentino, che sono molto belli in sostanza. Chi di voi fosse interessato
a conoscere più approfonditamente tutte le cose che ci ha raccontato velocemente Giorgio, io credo che adesso facciamo una domanda all'editore. Ah, sono già arrivati. Eventualmente qualcuno fosse interessato sa che nella stanza accanto ci sono i volumi per approfondire proprio questa problematica molto interessante, fra l'altro, sì, molto interessante non solo perché è nuovo, ma anche per tutto quello che ci sta dietro, per il problema che ha creato e che poi tutti hanno lasciato perdere perché non conveniva a nessuno. Va bene, noi ringraziamo Giorgio che velocemente ma con molto brio e verve ci ha fatto, e io spero che vi siate divertiti tutti quanti. Grazie.